La Commissione europea ha un ufficio di rappresentanza a Roma e un ufficio di rappresentanza a Milano, con l'obiettivo di avere una presenza fisica nei territori italiani e rappresentando l'Unione Europea in Italia. Le rappresentanze hanno una funzione prevalentemente di comunicazione. La Commissione europea gestisce attraverso la DG COM le campagne di comunicazione dell'Unione Europea che toccano tutti i vari settori di attività dell'Unione Europea, e le rappresentanze hanno questa finalità di diffondere al pubblico, ai cittadini europei, i messaggi fondamentali dell'Unione. Ha poi anche una funzione di rappresentare e accompagnare i delegati dell'Unione Europea che vengono in Italia. Quando i commissari europei giungono nel nostro Paese, la rappresentanza, come un'ambasciata di un qualsiasi altro Paese, si occupa di tutti i rapporti col governo italiano e si occupa di organizzare anche le attività promozionali inerenti alla visita dei commissari. Siamo al Festival delle Foreste, il Green Deal è alla base della strategia dell'Unione Europea anche per i prossimi 7 anni. Certo, il Green Deal è un tema fondamentale, il tema del futuro. L'Unione Europea sta investendo molto, la nuova Commissione, la Presidente von der Leyen stanno puntando molto sul tema ambientale, che sappiamo essere un tema prioritario non solo per l'Europa ma per tutta l'umanità. Abbiamo visto quanto i cambiamenti climatici in tutto il pianeta sono un fattore di crisi, abbiamo riscontrato la vulnerabilità dei territori. Noi ci troviamo oggi a Longarone, in Veneto, ai confini col Friuli. Questa è stata una zona profondamente colpita dai disastri ambientali e dai cataclismi climatici, e quindi servono degli interventi importanti per la manutenzione del territorio, con un'attenzione particolare alla natura, e questo l'Unione Europea cerca di farlo non solo in Italia ma in tutta l'Europa attraverso il Green Deal. È un festival, una fiera che vuole essere un grande esempio per tutti di quanto importante è la materia prima legno per tutti, non solo per la montagna, ma anche per ricordare la tempesta Vaia. Come dicevo, è la seconda edizione e qui abbiamo la Commissione europea, il Parlamento europeo e tante anche altre entità importanti. Discuteremo proprio del Green Deal, cioè di avere un'Europa nel 2050 senza emissioni di carbonio, di anidride carbonica. Quindi vogliamo ricordare anche il tema del cambiamento climatico, dell'ambiente, che è uno dei temi grandi, importanti, che vanno a pregiudicare, se non vengono ben affrontati, il futuro nostro e delle nostre future generazioni. Quindi una fiera dedicata al legno ma anche al cambiamento climatico. Ma è un tema importante, il tema del bosco e dell'utilizzo della filiera del legno è un tema assolutamente fondamentale per tutti i territori montani, questo in modo particolare che è stato colpito da Vaia, dall'uragano Vaia alla fine del 2018, e quindi questa, che è stata una vera e propria tragedia, deve diventare l'occasione per una rinascita di questi territori, una rinascita collegata al prodotto che non è delocalizzabile, che è quello del legno, e bisogna spingere molto sulla filiera del legno. Sappiamo che ci sono tutta una serie di difficoltà, abbiamo una concorrenza da parte dell'estero importante, ma ci sono anche le possibilità di andare nella direzione di far crescere le nostre aziende. È fondamentale perché è un'occasione di sviluppo economico, ma è un'occasione anche di manutenzione del territorio, che è assolutamente importantissima per i nostri territori. Quindi credo che una fiera come questa sia l'occasione per approfondire queste tematiche, con l'obiettivo di far sì che questo territorio ne tragga un beneficio da tutti i punti di vista. Essendo un ente strumentale della Regione che lavora nel settore primario, credo che sia uno scopo di Veneto Agricoltura quella di essere attenta all'ambiente, e questo in un certo senso l'ha sempre fatto, però oggi la sfida, l'asticella è stata ulteriormente alzata. Noi dobbiamo pensare agli obiettivi non solo del 2030 dell'agenda dell'ONU, ma dobbiamo pensare ai nuovi obiettivi del Green Deal per il 2050. Ma sicuramente è stata dura, come saranno duri i prossimi mesi, soprattutto il settore fieristico è quello tra quelli più colpiti, penso, dal Covid. Quindi questo è un segnale di ripartenza, di volontà
di comunque affrontare temi di stretta attualità, il futuro dei nostri boschi, soprattutto alla luce della tempesta Vaia, è un tema che dobbiamo affrontare come istituzione, ma soprattutto come tutti i portatori di interessi in questo contesto, perché è importantissimo definire un futuro nel recupero del legname, ma soprattutto in quello che sarà il dopo. Quindi è un'occasione di confronto per la quale ovviamente io ringrazio Longarone Fiere, la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia che ci credono fortemente. Questa sarà un'edizione un po' così rispetto alle altre, ma sono convinto che non potrà che crescere. Bisogna dare un supporto economico a chi lavora in un territorio che la montagna è sicuramente un territorio difficile, bisogna dare delle soddisfazioni economiche. L'Europa con due grandi linee, il bilancio, il Green Deal sta portando delle risorse importanti, sta a noi presentare dei progetti importanti per tutelare la montagna, gli operatori turistici, gli operatori e il lavoro della montagna, perché se tutelare la montagna vuol dire tutelare il territorio, quindi prevenire eventi disastrosi come hanno visto e abbiamo visto negli anni passati. Sicuramente l'Europa c'è, la Regione c'è, lo Stato c'è, bisogna trovare le progettualità per dare un supporto, ripeto, tecnico importante a tutti gli operatori di questo straordinario territorio che va salvaguardato e tutelato.